ben trovato. Molto piacere, grazie. Ti vedo, ti sento bene, perfetto, ce l'abbiamo fatta con Zoom, sperando che prima o poi, insomma, ci si possa vedere dal vivo. Davvero, mamma mia. Eh sì. Allora, come stai? Tutto bene? Intanto, Bene, bene. grazie di questi 10 minuti che mi dai. E come prima cosa ti chiedo, mentre noi parliamo, la belva, sta macinando record su record. È il film Netflix più visto. Come da regista, insomma, del genere. Ma sai, ti direi più anche cioè, adesso senza parlare di me, che è una cosa che proprio mi viene difficile, però prendendo il film, parlando come film, è bello perché è un film italiano, questo secondo me. Poi ovviamente questi dati che stanno uscendo sono, diciamo, un risultato di un calcolo che fa un algoritmo di questo sito sulla base della posizione, diciamo, del rank che il film ha in ogni paese. Quindi ovviamente poi non significa che è il più che è piaciuto a tutti, non significa tante cose, però di base è incredibile, emozionante pensare che in questo momento in tutto il mondo, in quella top 10 di Netflix, non per un discorso di classifica, ma perché non si può fare neanche una classifica, ma per un discorso di visibilità, cioè nel senso di essere affacciati in contemporanea in questo nelle case di tutte queste persone, che ovviamente è qualcosa che forse ancora non ci capacitiamo, al di là adesso della belva, no? Se ci pensi, cioè è ancora difficile. Poi ci viene magari, appunto, esce Stranger Things, la nuova stagione, sappiamo che tutto il mondo sta lì a guardare, eccetera. Però è particolare vedere che ci sono anche altri prodotti come la belva, ma come tantissimi altri, veramente, che fanno un giro incredibile. Poi, ripeto, al di là della reazione che poi c'è dello spettatore singolo, perché poi il cinema è bello perché è democratico, quindi ognuno poi ne penserà quello che ne vuole pensare, però veramente incredibile, incredibile. Ecco, parlando un pochino del film, un action, è un thriller, è film d'azione metropolitano, notturno. Come si costruisce un film del genere? Anche a livello logistico adesso. Certo. Ma sai, guarda, io ho fatto un'esperienza bellissima sul set del Primo Re di Matteo Rovere, dove praticamente ho realizzato una specie di un making of che era quasi un piccolo documentario di 40 minuti, quindi ho potuto seguire anche la preparazione, la costruzione, il set, anche il dopo, ed ero molto affascinato di tante cose, diciamo, di quel film, ma soprattutto questo grande lavoro di costruzione di un mondo, no? Che ovviamente lì, tra l'altro, parliamo di 2000 anni fa, quindi insomma, roba di archeologia, anche di ricerche, eccetera. Però in generale la cosa che poi mi chiedevo è, cazzo, questo è figo, cioè questa è una cosa che si può fare sempre, cioè non è che per forza solo i film storici devono avere questo tipo di ricerca e di costruzione, cioè la voglia di costruire un piccolo mondo, un piccolo universo, anche a sé stante, poi o comunque invece parte di una realtà che conosciamo. Secondo me è un processo interessante, è stato un po' un esperimento dove immagino poi, insomma, che può interessare o meno, però è stato bellissimo perché ci siamo resi conto da subito che dicendo creiamo un piccolo mondo che deve essere realistico, perché comunque non vogliamo fare la roba che è sopra le righe, a cui non crede nessuno, però anche un po' fantasioso, quindi dove i personaggi li costruiamo noi, i costumi, il trucco, quindi non solo poi, no, la faccia, ma anche poi il character design, le scenografie, le location. E ovviamente questo secondo me ha permesso a tutti noi, a me, ma anche a tutti i reparti, veramente di sperimentare in assoluta libertà, quasi come se stiamo facendo un film, non dico in costume, no? Perché, però anche un film poi è quasi senza tempo, l'hai visto, cioè senza tempo, non ci sono i cellulari, ci sono delle robe un po' vecchie, un po' nuove, cioè, perché l'idea era quella un po' poi ovviamente della graphic novel o del mondo, anzi, più del videogioco, che è una cosa che a me piace molto, mi interessa molto. Quindi, ripeto, questa costruzione, come mi chiedi tu,
è avvenuta dicendo: innanzitutto facciamo una pagina bianca, anche se stiamo facendo un film ambientato oggi in un luogo X, ma di una realtà credibile, ecco, più che reale. E da lì abbiamo costruito ed è stato bellissimo perché abbiamo fatto un lavoro, per esempio, di location stupendo. Siamo stati mesi a cercare le location e cioè, spesso vedevamo delle cose, io vedevo delle cose che mi piacevano a tal punto, magari non erano esattamente quello che richiedeva lo script, però io riscrivevo anche le scene per riambientare, quindi c'è stato un lavoro di ambientazione, cioè questo script, questo copione poi è cambiato per essere appoggiato su quello che più ci piaceva, invece di fare il processo opposto, cioè cerchiamo quello che ci serve, che è un po' una cosa che a me personalmente andava proprio di fare, di rompere questa ricerca ossessiva della realtà. Volevo un po' rompere, volevo un po' dire, cazzo, facciamo la polizia, cioè io l'inseguimento con la polizia, con la volante, con la striscia bianca e azzurra con scritto polizia, non ce la potevo fare, quindi creiamo questi poliziotti in borghese con la macchina come ci pare a noi, poi ovviamente l'organizzatore ti dice sì, però ecco, magari prendiamo questo o quest'altro perché dobbiamo sfasciarle tutto, però cerchiamo di essere liberi, capito? Cioè di non essere schiavi, perché poi sai, in conto è, in tanti stati la polizia è fighissima, quindi quando arriva in scena, no? Invece da noi purtroppo c'è una componente un po' comica, involontariamente comica, no? Che hanno le forze dell'ordine dal punto di vista visivo, cioè nel senso quando le vedi perché pensi a Don Matteo, pensi alle questure con i calendari, no, dei carabinieri dietro, e quindi ho detto dai, costruiamo una questura figa, una roba che un po' avveniristica, capito? Quindi insomma questo era lo spirito proprio di costruire in libertà. E poi abbiamo, insomma, possiamo dirlo senza far torto a nessuno, forse nella top 5 italiana Fabrizio Gifuni è appunto uno dei migliori attori, da top 5. Il film è costruito chiaramente sopra il suo personaggio, quindi ecco, come l'hai scritto e come come hai lavorato poi con Fabrizio. Guarda, lì anche c'è stato tanto adattamento poi rispetto al copione. Io avevo il sogno, diciamo, di andare da lui a chiedergli di fare questo film da subito, quasi dal soggetto. Lo avevo un po', lo stimo tantissimo, un attore che secondo me, come hai detto tu, cioè, proprio è uno dei migliori attori che ci sono e ovviamente anche uno degli attori che, diciamo, compare meno, no? Nella cinematografia nostrana, quindi è anche più difficile da collocare, cosa che invece molti attori hanno purtroppo, no? Che rimangono un po' inchiodati, quindi quando tu prendi un attore dello star system italiano e lo capovolgi perché lo vuoi comunque mettere in un altro delle volte ho la sensazione che non riesce a staccarsi completamente dall'immagine che abbiamo tutti, perché ha fatto forse troppi film in cui era simile, no? Invece Gifuni è un attore su cui si poteva molto lavorare, perché ha un immaginario non troppo identificato, nonostante è un grande attore e nonostante è un attore che ha vinto un David Donatello, ha fatto dei film importantissimi, ha fatto dei registi importantissimi. E poi ovviamente la cosa meravigliosa che ci ha dato lui, che era quello che speravo, che poi sperava anche Matteo Rovere con me, era di portare nel film un attore che volesse rendere tutto vero, che avesse un po' l'esigenza, cioè non trovare l'attore macio che dice adesso no, fatemi fare di più, fatemi spaccare più teste, fatemi lanciare da un palazzo, cioè invece un attore che andasse in sottrazione, cioè che lavorasse con noi su questa ricerca complicatissima, perché poi per me è stata la più grande difficoltà del film, è stata quella di capire, di trovare, di studiare la linea, no, del tono, perché essendo un film dritto, dove non ci sono derivazioni di commedia in nessun, quindi spiragli, lì devi proprio cammini sul filo di un rasoio e quindi l'esigenza di avere un attore che portasse sempre, che tirasse dall'altra parte, no? Con cui fare un po' di lotta anche proprio. E Fabrizio è stato fondamentale perché è riuscito proprio a, come persona, al di là che come attore, a tirare il film verso la direzione che poi è quella che vedete quando vediamo il film, che vediamo quando insomma osserviamo tutto il racconto. E dietro alla belva ho visto che c'è un immaginario da cui tu
da dove insomma hai preso, da dove ti sei ispirato a diverse pellicole che poi hanno costruito un vero e proprio, cioè hanno costruito un franchise, quindi penso a John Wick, penso a Io vi troverò, penso nello specifico a Beautiful Day, un film straordinario con Joaquin Phoenix. Detto questo, mi confermi un po' queste influenze e possiamo dire, magari anche alla luce di questi numeri straordinari che sta ricevendo la belva, se anche questo film sia l'inizio di un franchise, perché un po' in Italia manca questo approccio, la Certo, Groenlandia ce l'ha, e quindi ti chiedo se magari certo, potrebbe essere il primo film di un ipotetico franchise. certo. Guarda, rispetto al discorso, diciamo, è ovvio che La Belva si colloca in una categoria di film precisa, perché esiste una categoria di film in cui l'ex militare, padre di famiglia, vede sparire la sua prole e si mette alla caccia dei cattivi. E quindi appunto, cioè paradossalmente se ci pensi Taken è un film che sintetizza quella corrente, cioè nel senso è un film che è incredibile, che è arrivato a sintetizzare, anche a modernizzare, se vogliamo, la corrente, perché i film a cui fa riferimento stesso Taken sono film magari più diciamo agli anni '80 americani, quindi per noi è un manifesto, perché poi vuoi non vuoi, soprattutto il primo ha una componente europea, perché c'è mezzo Luc Besson, perché è stato girato a Parigi, quindi è un film che sentiamo più tirato verso di noi che verso gli americani. E quindi, così come tutti questi film che citi giustamente tu, anche la Belva eravamo pienamente consapevoli di inserirci in una categoria, appunto era magari di generazione, però c'è una sottocategoria che è proprio lo sniff out, la caccia all'uomo, eccetera. E, devo dire che poi appunto, magari ecco, soprattutto nel caso di Taken, quando poi vai a vedere il 2 e il 3, perde un po' di mordente, perché poi la cosa meravigliosa del primo è banalmente quella scena al telefono con la figlia, cioè nel senso c'è un momento caldissimo, emozionante, un film che non ha solo la voglia di intrattenerti e fare le esplosioni, ma ti arriva in petto, però alla pancia, oltre che agli occhi. Quindi per noi era importante vedere quel film, capirlo, studiarlo, magari anche più di altri. E anche perché se ci pensi in America, avendo fatto questo tipo di film per 40 anni, piano piano loro hanno iniziato anche ad essere autoironici nei confronti di questi personaggi. Cioè, pensa a Bruce Willis di Die Hard e poi pensa a Bruce Willis di Red. No? Cioè, nel senso, non lo fai Red se non c'è stato Die Hard prima, perché Red è come i Rocky, se tu vedi il percorso dei Rocky o dei Rambo, da che erano dei film dritti, seri, cupi, violenti, a un certo punto inizia sempre una componente in più di autoironia, cosa che noi italiani invece non abbiamo, perché non abbiamo quei 40 anni di cinema di quel tipo. Quindi questo era ovviamente una cosa. E poi rispondendo invece alla domanda che dici tu, sì, a me piacerebbe molto, magari non nell'immediato, adesso sto già preparando il prossimo film che non c'entra niente con la belva, però mi piacerebbe molto proseguire, forse con un 2 e basta, cioè nel senso mi piacerebbe molto continuare, perché io poi la belva l'ho visto, lo vedo molto come un film che ha un percorso preciso, cioè inizia, non so se arriva, però insomma inizia molto più realistico e poi piano piano si tira un po' su, sempre un po' più sull'asticella, un po' più per arrivare alla rampa delle scale dove dici ok, sta menando 10 persone a mani nude in un piano sequenza, eccetera, però ci credo perché ci sono arrivato piano piano, quindi mi piacerebbe molto andare avanti e sfruttare questo percorso per poter partire un po' più in alto rispetto all'uno e non dico esagerare, però andare, no, un po' più oltre. Ecco, possiamo dire, tu mi hai detto due parole un po' focali, libertà e autoironia. Possiamo dire che sono i due ingredienti fondamentali un po' per smuovere i generi che ci sono in Italia, per far sì che ci sia un'evoluzione vera e propria poi, anche di pubblico. Guarda, secondo me sì, cioè hai detto bene, è interessantissima questa cosa, perché la libertà ovviamente è fondamentale, cioè nel senso adesso se ci pensi per come vanno le cose, il cinema diventerà sempre di più, no, l'arena dove l'autore è libero,
perché poi invece il mondo, diciamo, della serialità, quindi questo contraltare dell'audiovisivo che ci si manifesta sempre più, ovviamente raccoglie più teste, più creatività, più esigenze, e quindi giustamente i registi non sono unicamente gli autori, ma ci sono gli showrunner, ci sono gli autori, sono i produttori, sono i network. Mentre invece il cinema, ma vediamo anche solo Netflix quello che fa con gli autori, cioè prende Scorsese e gli dice vai, tieni, prendi i tuoi soldi che magari nessuno studio ti avrebbe dato, fai di Irishman, fallo come vuoi, sperimenta. Prende Quaron e gli dice tieni, prendi i soldi, vai a fare Roma, film in bianco e nero con attori sconosciuti, cioè è un tipo di libertà, poi paradossalmente sempre Netflix, perché ovviamente è anzi lode e gloria a Netflix che sfrutta poi tutto questo, quindi il cinema diventerà sempre di più un'arena di libertà dove si può sperimentare, dove si può sbagliare, ecco, perché magari su una serie è molto più rischioso sbagliare, mentre invece su un film si può sbagliare. E quindi, che ti devo dire, cioè la libertà è una parola fondamentale ed è una parola che veramente in Groenlandia, quando vai nella società di Matteo e compagni, non c'è scritta sulle pareti, ma è come se ci fosse scritta, ed è la cosa più importante. Ce ne fossero, perché poi io vorrei che ce ne fossero altri 10, così, Sono perché è d'accordo. fondamentale. E poi l'autoironia anche. Io sono super d'accordo, cioè nel senso è molto complicato, è ovvio, perché poi più che autoironia, sai che cosa? Una leggerezza, cioè nel senso dire, cazzo, il cinema di intrattenimento può, magari anche un cinema di intrattenimento che può toccare delle corde emotive, quindi ti può scaldare i personaggi, ti può scaldare le scene, cioè non è che vuol dire fare una roba di maniera che passa così un'ora e mezza, cioè puoi rimanere un po' dentro. La commistione ovviamente è la cosa più complicata, però il genere secondo me, poi il genere è dire tutto e dire niente, perché anche la commedia è un genere, anche il dramma è un genere. Però sicuramente nel momento in cui ci vogliamo diversificare e cominciare veramente a sperimentare, a sporcarci le mani, perché poi di questo si parla, cioè guarda anche quello che succede magari adesso con gli horror, no? Stupendo, cioè nel senso ci sono degli horror che sono dei capolavori e forse il cinema d'autore contemporaneo oggi è più lì dentro che in altre parti, no? Quindi il genere è un grande scatolone dove ci sono delle regole, secondo me, che bisogna rispettare, perché se io mi vado a vedere un film d'azione mi aspetto delle botte, se no, oppure se mi vado a vedere un film romantico mi aspetto un bacio, perché se no, come la commedia mi aspetto di vivere, cioè nel senso ci sono delle regole, però all'interno di quel sistema di regole in realtà ci si può, secondo me, muovere molto più liberamente e in maniera molto più divertita, perché alle volte non avere limiti forse è male, invece avere dei paletti ti permette di essere più consapevole del terreno di gioco. Quindi sono due parole, secondo me, libertà e leggerezza, secondo me, che sono fondamentali, il che non vuol dire non prendersi sul serio, leggerezza, no? Però Cioè, significa farlo in una maniera molto aperta, anche appunto con la voglia, ripeto, di sporcarsi anche un po' le mani. Che ce frega? e questo potrebbe essere libertà e leggerezza, sempre restando nel nostro confine Netflix, potrebbero essere due degli elementi che hanno fatto sì che Scam sia un prodotto, uno seriale straordinario, amato dai teen, ma amato anche, forse soprattutto da quelli più grandi. Io l'ho visto, l'ho scoperto sotto lockdown e insomma, volevo tornare a scuola, volevo tornare a 16 anni, ecco. Cioè, Guarda che io quando ho visto Scam la prima volta, la versione norvegese, quando mi hanno proposto il progetto, io ho detto, cazzo, ma sta roba è più diretta a me, che sì. ho quasi 30 anni, che ai ragazzi, cioè, perché anche a me, poi sai, lì anche l'autrice, così come poi noi in Italia, ma in tutto il mondo, sono giovani, ma un po' più grandi, no, dei ragazzi che raccontiamo, e quindi, che so, anche solo banalmente le musiche, le atmosfere, cioè c'erano della roba, capito, che ne so, in Scan Norvegia partiva Hide and Seek e tu non potevi non pensare a DOC e quanto stavi, capito, in fissa al liceo e come hai detto tu volevi tornare lì. Per la prima volta anch'io, io ho sempre odiato la mia esperienza, diciamo, del liceo, invece con Scam ho detto, guardando Scam ho detto, cazzo, mi sa che mi sono perso un po' di cose, vorrei tornare a godermele perché questi se ne stanno godendo a pieno. E lì la parola chiave era libertà, perché veramente quando tu puoi raccontare quel mondo
è molto complicato perché vedi anche tutti i tentativi che sono stati fatti anche qui in Italia, senza fare nomi, però il sistema seriale, dove invece l'idea di libertà, ovviamente, giustamente messo, ok, però tenuto bello a bada, nel voler raccontare dei personaggi così giovani, così sfuggenti, così difficili da fotografare, non può non esserci una continua evoluzione, un continuo cambiamento, anche della battuta, anche del dialogo, della scena. Quindi la libertà, in quel caso, di scrivere, di andare a fare le prove con gli attori, di cambiare dialoghi, di andare sul set, di cambiare di nuovo i dialoghi, di togliere, di sostituire, di fare un lavoro con gli attori, perché gli attori hanno quell'età e quindi sanno più di te come si parla, più degli sceneggiatori come si parla nel cortile della scuola. Ovviamente lì in quel caso avere Team Vision, che è una piccola, diciamo, un piccolo broadcast del nostro panorama, ti permetteva di avere quella libertà che magari un grande broadcast non ti poteva dare, e quindi la resa non sarebbe stata la stessa, con gli stessi autori, con gli stessi registi, con gli stessi attori. Quindi in quel caso proprio la libertà è fondamentale. Certo. Ludovico, l'ultima cosa che ti chiedo, un consiglio che ti senti di dare a chi si sta affacciando al mondo del cinema dal punto di vista della regia, quindi libertà, leggerezza, però sperimentare cosa? Nel senso inseguire i grandi oppure tentare sempre la carta della novità? Ma guarda, io ti dico la verità, io ho fatto il centro sperimentale e durante quegli anni un po' vuoi l'insegnamento che c'era da parte dei docenti, un po' anche l'influenza di stare in un cortile pieno di gente che vuole fare il tuo stesso lavoro, che è meraviglioso, era bellissimo, eccetera. Ero convinto che la risposta a questa domanda sarebbe stata quella di cercare la novità, di andare avanti, eccetera. Io però poi invece adesso ho capito, e la belva in questo per me è stato veramente fondamentale, che non c'è niente di più bello di fare qualcosa di cui tu saresti primo spettatore, che sembra una cazzata, cioè tu dici, vabbè, grazie al cavolo, cioè, invece non è così scontato. E invece stare su un set, che può essere un film, ma può essere anche un corto, una roba che ti fai con gli amici. Io ho fatto un botto di roba. Quando ho iniziato ho girato tantissimo, mi piaceva proprio, cioè tanto cazzo ormai prendi un Alfa 7, un amico che noleggia a 50 euro al giorno il boom e insomma riesci veramente ad avere una qualità, eccetera. E stare sul set e girare qualcosa che quando lo vedi nel monitor dici cazzo non vedo l'ora di vedere, cioè non vedo l'ora di vedere finito, non vedo l'ora di vedere in televisione sul mio computer, in una sala di un festival, eccetera. Secondo me è la cosa più importante, cioè fare qualcosa di cui noi saremo i primi spettatori, che tu dici è una cosa forse banale, però non è così scontata in realtà. E sicuramente il consiglio, ma poi me lo do a me stesso perché anch'io rientro nella categoria giovani che vogliono fare questo lavoro, è quello di scrivere, ma anche di farsi scrivere, perché non bisogna sempre essere autori delle proprie cose, e di sperimentare, di fare, di girare, di montare, di sbagliare, di rigirare, eccetera, anche di girare roba che butti, perché devi sempre pensare che quello che fai è il film della tua vita, il corto della tua vita. No, cioè tu vai lì, giri, fai, butti, rigiri, riscrivi, cioè ecco, col cazzo, comprati una reflex e cazzeggia, 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 perché poi oggi bisogna sapere, secondo me, un po' montare, bisogna sapere un po' capire di musica, bisogna sapere, cioè è importante quella componente di videomakeraggio che magari tocca un po' tutti all'inizio, perché alla fine puoi fare pure un film enorme, o comunque un film normodotato come La Belva, ma poi comunque sei tu lì col tuo computer, col musicista, di fare un taglio, a cambiare una cosa, cioè quel tipo di atteggiamento secondo me è vitale, è fondamentale. Sono molto Invece il rischio è che si passa molto tempo a pensare, stiamo tanto tempo nella nostra testa e forse i grandi sono importanti, ma spesso ci limitano, ci tengono un po' inchiodati. Io fortunatamente quando sono entrato al centro sapevo quasi niente di cinema e quindi ho fatto un film a 21 anni, così. Se avessi avuto la consapevolezza che oggi non l'avrei mai fatto. Quindi forse comunque essere un po' più pirati è importante. Poi sono importantissimi anche i grandi maestri. Però noi dobbiamo pensare molto all'avanti, molto all'indietro, ma per andare avanti. Quindi secondo me sperimentare
è fondamentale, fondamentale. Grazie Ludovico, grazie mille, grazie. Sei stato Grazie a te.